Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, potremo continuare ora questo discorso. Magari lo faremo, dedicheremo anche del tempo ad hoc con il sindacato. C'è gente costretta a scegliere se morire di Covid o di fame, lo capite? Non serve Confindustria per creare tensione sociale, basta guardare le conferenze di Conte. Vabbè, passiamo alla piattaforma fiscale perché il malessere c'è, l'abbiamo capito e bisogna in qualche modo trovare delle soluzioni. Piattaforma fiscale in questo momento, proprio la parola fiscale fa venire ancora di più i capelli dritti, vero segretario? Beh sì, indubbiamente fa venire i capelli dritti soprattutto ai lavoratori e ai pensionati che pagano l'80% dell'IRPEF e in una situazione anche del genere, siccome le tasse servono per pagare per sostenere servizi alla persona fondamentali, diritti costituzionali, universali come appunto la sanità, la scuola, l'assistenza e quant'altro, oltre possiamo dire al danno c'è la beffa perché chi paga le tasse, ripeto l'80% dell'IRPEF, dei dati di Banca Italia sono pagati dai lavoratori e dai pensionati, poi questi diritti universali, queste strutture che vengono utilizzati da tutti, anche da chi evade o non paga le tasse, insomma. È paradossale, pur rispettando, perché il settore che sta pagando di più è il settore del turismo, la ristorazione, le attività alberghiere e tutto quello che ci ruota attorno, insomma, ma quando denunciavano appunto che avevano perso milioni, milioni e milioni, quando invece le dichiarazioni di redditi dell'anno scorso erano esattamente di molto inferiori a quello che si diceva pubblicamente. Quindi in Italia c'è la necessità di una riforma fiscale da una parte e dall'altra una seria lotta all'evasione fiscale su cui poi, ripeto, i prezzi e i costi li paghiamo tutti quanti. Una riforma fiscale che deve intervenire sulla progressività, sulle aliquote e una riforma fiscale che rimetta, come dire, ordine anche a tutto il sistema delle detrazioni e delle agevolazioni fiscali, magari comprendendo bene se queste sono ancora adeguate alle esigenze per cui erano state fatte oppure se è necessario cambiare e inserirne di nuovi. Insomma. Quindi ecco, su questo credo che ci sia un'assoluta esigenza, è anche una questione di giustizia sociale, perché che tra l'altro anche questo periodo difficile che tutti stiamo vivendo a livello globale, perché il virus non fa sconti a nessuno, l'abbiamo visto anche quest'estate, non guarda in faccia a nessuno, bello, brutto, ricco, povero, insomma colpisce indiscriminatamente tutti quanti, tutti siamo esposti, però se c'è un dato, anche questo accertato e acclarato, è che durante questo periodo le disuguaglianze sociali sono aumentate e anche quindi attraverso la leva fiscale bisogna riportare, come dire, un po' di giustizia sociale in questo paese che dal punto di vista delle disuguaglianze è molto molto indietro, insomma sono pesanti. Righetto, cosa dice riguardo del tema fiscale, della fiscalità? Righetti, non Righetti. Righetti, sì, Righetti. Sì, Scusi. È un decennio oramai che attraversiamo tante crisi con effetti pesanti, prima quella finanziaria, poi quella produttiva, crisi climatica, adesso sta crisi sanitaria con tutti i suoi annessi e connessi, per cui le diseguaglianze sono cresciute enormemente in termini di distribuzione della ricchezza. Potremmo dare dei numeri, ma non serve, insomma è palese per tutti quanti. Aumenta in modo forte la popolazione che è in condizioni di povertà o assoluta o relativa o che è in rischio di povertà, perché aumenta anche il lavoro povero. Molti di chi lavora sono a rischio di povertà perché hanno lavori precari, lavori con poche ore di lavoro, insomma tutte le cose che sappiamo. Per cui se non si vuole morire di fame è necessario intervenire con politiche economiche, sociali e fiscali diverse. Ma voi avete fatto una proposta precisa al governo? Avete avuto modo di incontrarvi col governo nel frattempo, fare delle proposte, avere un'interlocuzione oppure no?
Sì, ci siamo incontrati anche recentemente, anche per la legge di bilancio. Non siamo stati completamente soddisfatti delle risposte e degli impegni, troppo vaghi e generici, per cui abbiamo richiesto un nuovo incontro direttamente a Conte, insomma, il Presidente del Consiglio, Sì. perché l'incontro l'avevamo avuto col Ministro del Lavoro e con quello delle Finanze. E siamo determinati a insistere sulle nostre proposte e sulle nostre priorità. Per rafforzare le politiche economiche e sociali è necessario agire e cambiare anche il sistema fiscale. È una questione di equità, ma anche una questione di recuperare le risorse. E non c'è dubbio che le priorità che noi abbiamo detto, stiamo indicando dal punto di vista della riforma fiscale è più equità, più progressività, perché sempre negli ultimi 20-30 anni c'è stato un appiattimento della partecipazione alle risorse collettive da parte della popolazione, e questo acuisce le differenze e le ingiustizie e l'iniquità di questo sistema, e soprattutto ancora di più rafforzare il più possibile le politiche di recupero dell'evasione fiscale, che è una cosa a livelli insopportabili oramai in Italia, stimata in 110 miliardi, che riguarda anche il Veneto, perché in Veneto si parla di 9-10 miliardi dalle recenti statistiche, insomma, e significa togliere risorse importanti per delle priorità, per le priorità economiche, per le priorità di investimento e per le priorità di protezione sociale. Guardate che c'è una rappresentazione della situazione del bilancio italiano che forse non corrisponde del tutto alla realtà. Non è vero che in Italia prevalgono le spese rispetto alle entrate. È da 10-20 anni che il bilancio primario dell'Italia è in positivo, e cioè che le entrate superano le spese. Quello che incide ovviamente, e tutti sanno, negativamente sono gli interessi sul debito, perché nel tempo si era accumulato un debito pubblico pesantissimo che stiamo pagando ancora tuttora. Per cui avere un recupero di evasione fiscale significativo consentirebbe appunto di ridurre il livello di interessi sul debito pubblico, che è uno dei problemi principali del nostro Paese. Ovviamente abbiamo, oltre a questa impostazione generale, avanzato anche delle proposte concrete e specifiche. Allora, io interrompo un attimo, Righetti, la interrompo un attimo, segretario, perché queste proposte, in modo che possiamo dedicare un attimo di tempo con tranquillità, io ho la pubblicità che incombe, le specifichiamo bene subito dopo, appena rientrati dalla pubblicità, quindi dovete restare con noi, seguiteci.